bisogna pattugliare le coste libiche. Penso che dal punto di vista anche della Regione ci siano gravi responsabilità. La questione profughi, detta legge, riempie le agende anche della politica regionale, quella che punta a Palazzo Balbi, perché gli sbarchi sono un'emergenza sociale, un allarme civile, ma è anche un caldissimo tema politico. Perché non si può dire a Roma sempre di sì e poi venirsi a lamentare in Veneto. Penso che ci dovrà essere una strategia nuova, credo che il Veneto possa e debba pretendere molto di più. Il dito è tutto puntato sull'atteggiamento da scaricabarile della regione e proprio ieri un funzionario del Demanio individuava 2 aree nel Trevigiano dove allestire una tendopoli. Una soluzione sbagliatissima, devastante, crea una soluzione precaria ma stabile, che quindi è la peggior cosa che tu possa fare. Se non hai la possibilità di accoglierli, non devi farli arrivare. 2 dei 7 ad oggi sfidanti di Zaia, 2 big della politica anche nazionale, erano proprio in terra trevigiana a casa del loro nemico principale. Flavio Tosi in città, dove ha ufficializzato l'alleanza con Veneto Stato Confederale e con il gruppo appena nato in regione consiglieri pensionati di Diego Bottacin. A un Veneto Stato, Tosi presidente. Eccoci qua, vai. Poi, attraversando le vie del centro con i suoi supporters, Tosi è arrivato a San Tommaso ad inaugurare la sede elettorale trevigiana. Assente in questa mattinata Leonardo Muraro, che ancora non ufficializza, ma l'augurio è che Razza Piave si aggiunga al pacchetto. Siccome una componente fra quelle che sono, diciamo, nel nostro schieramento è una componente autonomista, Razza Piave rappresenta questa autonomia. Intanto, qualche chilometro più ad est, stringeva mani e discuteva animatamente Alessandra Moretti, candidata Dem, tappa a Chiarano. Per me rappresenta la 412esima tappa in 67 giorni di viaggio di ascolto verso i 579 comuni del Veneto. Per lei il viaggio è proseguito verso Cessalto, Motta, Meduna, Oderzo, obiettivo sempre i veneti. Dobbiamo ripartire da una politica che torni a stare in mezzo alla gente, in ascolto dei cittadini e che riesca a condividere le politiche con chi si occupa dei problemi ogni giorno.